Un nuovo arresto, il nono nell'ultimo mese, un'altra prigione individuata. I carabinieri della regione stanno stringendo sempre di più il cerchio sull'organizzazione che tra l'81 e l'85 mise a segno nel Veneto una clamorosa serie di rapimenti. L'anonima sequestri oggi è sempre meno anonima. L'ultima a finire nella rete degli investigatori è Pierina Murano, 33 anni, di Massanzago, in provincia di Padova, la vediamo nella foto. La donna è coinvolta nel sequestro di Antonio Pierotto. Il giovane, figlio di un noto industriale del veneziano, venne rapito nel febbraio dell'81 a Milano. Antonio, 23 anni, era solo a casa, un colpo alla testa e poi la prigionia. Antonio Pierotto venne liberato nei pressi del lago di Garda dopo il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 250 milioni da parte della famiglia, ma i rapitori in un primo momento avevano chiesto addirittura 5 miliardi. Coinvolto nel sequestro Pierotto anche il marito di Pierina Murano, Maurizio Serafin, 38 anni, già arrestato per il rapimento Adami. Bruno Adami, mantovano, venne rapito nel dicembre dell'84. Per la sua liberazione fu pagato un riscatto di 1,5 miliardi, ma l'uomo venne ugualmente ucciso. In attesa di essere giustiziato, Bruno Adami venne tenuto prigioniero in questa casa di Marano, in provincia di Venezia. Oggi i carabinieri hanno diramato anche la fotografia della prigione ricavata all'interno dell'edificio. Eccola, ve la presentiamo in anteprima. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato nel Veronese altre 3 persone, i fratelli Battista ed Eugenio Bogoncello e la moglie di quest'ultimo, Teresa Fatini. Sono tutti implicati nel sequestro del veneziano Marco Aurelio Pasti, proprietario terriero, rapito ad Eraclea. Per tutti questi arresti si tratta comunque di manovali del crimine, del cosiddetto secondo livello. Restano invece sconosciuti i cervelli di molti di questi sequestri di persona.